Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Bentrovati in una nuova puntata di Salotto Siciliano. Storia del Val di Noto Edition. E adesso, oggi andremo ad affrontare un'altra storia, un'altra pillola di storia, mi sembra un termine adatto, su una, su una figura. Su una figura, esatto, una figura abbastanza interessante, appartenente al nostro territorio di Noto. Beh, semplicemente si tratta del più importante uomo politico della nostra città, quello che ha raggiunto il massimo rango di tutti i tempi. Cioè, noi non abbiamo mai avuto un personaggio che ha raggiunto una caratura paragonabile a quella di Niccolò Speciale. Niccolò Speciale è un uomo del 400 e inizia la sua carriera da una piccola famiglia di una piccola aristocrazia locale e costruisce praticamente anche quasi senza titoli, nemmeno senza titoli accademici, una capacità amministrativa tale da scalare tutte le cariche del Regno di Sicilia, vedere la fine della presenza dei sovrani sulla nostra terra, perché fino al 1410 il re di Sicilia risiedeva stabilmente a Palermo. Dopo questa data, con la morte di Martino il Vecchio, che curiosamente succede al figlio, cioè il giovane muore prima e al figlio succede il padre, perché non era il padre? Non aveva muore senza eredi. Il re Martino, che nel frattempo era re d'Aragona, insomma subentra in Sicilia col titolo di sovrano. Quindi questa curiosità. Lui è già all'interno della macchina amministrativa del regno e nella fase in cui, perché da noi c'è questo piccolo dettaglio, che la moglie cioè diventa regina con il titolo di reggente, per cui già nella Sicilia medievale le donne potevano ricoprire cariche che nel resto d'Europa erano impensabili, dove vigeva la legge salica, le donne erano completamente tagliate fuori. I regni di Francia, i regni sabauti, le donne erano escluse dalla successione a qualunque titolo. La nostra, con qualità di reggente, per un certo periodo può governare la Sicilia, ma a un certo punto si stabilisce con un compromesso di Caspe, tra l'altro in cui gli equilibri furono spostati secondo gli interessi della Casa d'Aragona in Aragona e in Spagna, da San Vincenzo Ferreri. Il mitico San Vincenzo con la fiammella riesce a fare alcuni tracchiggi e sbilancia le preferenze tra i candidati alla successione al Regno di Sicilia, ma tramite un miracolo. Tramite un miracolo, ovviamente, un miracolo non solo teologico ma politico, perché era un grande politico. Un ingiallazzo, per cui il candidato catanese, che era un candidato, un figlio naturale di Martino, viene scartato e la corona passerà il nostro Vincenzo e da quel momento la Sicilia sarà amministrata da un viceré che fa le funzioni totali durante le cerimonie ufficiali, rappresenta il sovrano, rappresenta quindi la sacralità del sovrano, ma nei fatti è un funzionario dello Stato a tutti gli effetti. Il buon Niccolò, dopo essere stato maestro razionale e altre cariche, riesce a raggiungere ai tempi del re Alfonso il Magnanimo e a stringere rapporti strettissimi col sovrano. È praticamente il suo alter ego, l'uomo di fiducia totale, Alfonso, il suo braccio destro a tutti gli effetti. Saranno persino detenuti insieme quando i milanesi, i visconti li cattureranno, quindi farà pure la prigionia insieme. Quindi il rapporto che lo lega al sovrano è totale e la fiducia che ripone il sovrano nei confronti di Niccolò è straordinaria. Quindi, pur senza titoli accademici, si disse di lui
che se per sventura del mondo si fossero perdute tutte le leggi, sarebbe bastato Nicolò a ricordarle. Tale era la sua competenza amministrativa, e spesso il sovrano lo invia a risolvere controversie in giro per i suoi possedimenti. Quindi è sicuramente una figura non solo per aver raggiunto il titolo di viceré, titolo che manterrà per 10 anni, ed è una cosa eccezionale. Io so della presenza di palazzi speciali anche a Catania, a Palermo, perché ci sono lo stemma, assolutamente. I figli di Nicolò, a cominciare da Pietro, che sarà il pretore di Palermo, cioè il sindaco di Palermo, quindi sono tutte figure che ricopriranno un rango elevatissimo. Pensate che Pietro, di cui esiste un ritratto di Laurana, quindi uno dei più grandi artisti del 400, quindi Pietro è il costruttore del municipio di Palermo, cioè l'attuale Palazzo delle Aquile è stato voluto dal sindaco, che era in realtà viceré speciale, il figlio del viceré, da Pietro Speciale, quindi figlio di un nostro concittadino, e anche lui comunque poi credo si farà seppellire, perché Pietro dispone la costruzione del monumento al viceré speciale, che oggi è al Museo Civico di Noto. Il monumento fu ritrovato ai primi del Novecento, è un monumento prestigiosissimo, infatti occupa la sala centrale di questa sala dei frammenti, il pezzo forte, diciamo, del museo, perché quello che abbiamo... esattamente quello in statuario bianco di Carrara, ne abbiamo visto e parlato, in qualche episodio che uscirà dopo, lo vedrete attentamente, lo vedrete. Questo piccolo spoiler, esatto. Questo monumento straordinario di un grande artista toscano, quindi sappiamo di Francesco Guardi, quindi c'è un rango elevato. Anche gli altri figli andranno tutti sistemate e buone, ecco. La figlia sposerà Blasco Barresi, barone di Militello, quindi vassallo, tutti avranno grandi carriere, quindi si piazzeranno bene nella storia della Sicilia, e di lui resta la memoria nell'antica città del palazzo, la Domus Magna, il palazzo grande, detto anche il palazzo della signora di Militello, proprio in riferimento al fatto che la figlia aveva sposato il barone Barresi, signora di Militello, che era un edificio gigantesco sul corso di Noto, antica ovviamente, quindi era un palazzo enorme, era il palazzo più grande dopo il castello, sì, sicuramente era il palazzo più grande in assoluto della città, quindi Nicolò in qualche modo forse sto dicendo una cavolata, una cartina della... Ci sono quelle che hai visto, quella che abbiamo visto insieme, che vedrete anche voi. Ci sono, quindi la prossima, che è questa. Esattamente, che questa è quella che avete già visto e vedrete in quella puntata. Però non riesce a distinguerne l'architettura. L'architettura la comprendi dai frammenti, e qualche frammento, o almeno uno stemma certamente riferibile a quel palazzo, ci dà l'idea di un grande palazzo 4-500esco, quindi uno stile, quello che noi chiamiamo oggi gotico del Mediterraneo, quello che era detto gotico chiaramontano, quindi un grande edificio sicuramente prestigioso. E questo è per almeno capire che chi era Nicolò e perché ha dedicato una via importante, a quella che c'è dietro il municipio di Noto, la salita che porta al municipio, chi era Nicolò Speciale, e il suo rango come uomo di fiducia del sovrano per tanti anni, 10 anni. Pensate che il viceré mediamente stavano in carica 2 anni. E lui viene rinnovato periodicamente perché affianca altri viceré, perché la fiducia del re è totale nei confronti di Nicolò, che dice vabbè, intanto affianca anche lui, formali, e poi li mettiamo a giro, perché i viceré giravano, ecco, non solo il Regno di Sicilia, il Regno di Napoli, venivano utilizzati in giro per amministrare le varie regioni che aveva a disposizione. Praticamente coniuga le funzioni
quasi di capo dell'amministrazione, ma anche di rappresentanza del sovrano in sua assenza, in tutte le cerimonie, apertura del Quindi Parlamento, vale a tutti gli eccetera. effetti come un re. Vale assolutamente come la sua Sì. presenza rappresenta la sacralità della corona. Quindi poi bruttizio e munizio andiamo a fare trovare magari a Rillo. Certo, se deve tornare Assolutamente. paese, a fare trovare un paese pulito. Senza ombra di dubbio. E che cosa... Buonasera. Una cosa simpatica che il primo titolo che lui ottenne, perché poi facendo questa ascesa economica e sociale, lui compra anche molti feudi. Il suo primo feudo è veramente piccolino, è il feudo di Cipolla, dal titolo Dov'è? anche. Tra Rosolini e Ispica. Esattamente. E c'è il ponte della Cipolla. Esattamente, il fondo della Cipolla, dove c'era la nuova rotatoria. E ora tutto si collega. Esatto. Ecco spiegato. Io mi tutto sono sicuro. sempre chiesto perché si chiamasse Esatto. ponte. Io infatti ho proposto, spero che questa rotatoria Venga chiamata speciale. venga chiamata con un piccolo busto, un qualcosa che ricordi questa figura di questo grande siciliano e grande netino, quindi perché è il suo primo titolo, il Barone di Cella. Poi ottenne San Marco, Gelso, altri feudi, e poi Misilmeri e principalmente Castelluccio. La Domus Magna è collegata e doveva essere invendibile separatamente dal feudo di Castelluccio. Addirittura lui ottiene la licenza popolante, c'è la possibilità di fondare una città a Castelluccio, città che poi Non è per stato sopravvenuti impegni generali lui non fonderà mai, e resterà un vuoto sulla carta geografica. Quindi Castelluccio apparteneva sempre a lui. Quindi il castello apparteneva a lui o no? Il castello era C'è una già storia stato diversa. distrutto, quindi quando lui ne acquisisce il ok, terreno, quindi ok. è una storia precedente, trecentesca. Un altro Il paio castello di maniche. Castelluccio è trecentesco. Ho capito, va bene. E poi ne parliamo un'altra volta. Un'altra volta assolutamente. Va bene, quindi noi vi diamo appuntamento ad un nuovo episodio di Storia del Val di Noto e Salotto Siciliano, a seconda di quando escono. E Niente, ragazzi, vi salutiamo. Ringraziamo come sempre a Vincenzo che ci racconta queste storie e che ci istruisce, ci permette illumina di sapere qualcosa in più sulla storia di Noto. E vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle 14 la prossima domenica. un bacio. Ciao.